conosce veramente la soddisfazione di guarire non può tornare indietro. E posso dire questo, che nella vita, facendo la omeopata, cioè andando controcorrente, diciamo che io mi sono fregata. Cioè, come medico della mutua ho fatto pena completa, totale, perché arrivare a 50 pazienti, cioè, che quelli mi hanno detto all'altra, diceva, se passo le 50 perde la convenzione, ma erano i miei 50 pazienti, i miei amati 50 pazienti, cioè amati, veramente, cioè, una qualche cosa che è com'è, una cosa bella, una cosa bellissima, per cui certo non si pensa ai soldi, sì, però la soddisfazione di poter guarire è talmente forte, talmente stupenda, che infatti io non è possibile che possa tornare indietro, non è possibile. Ho ricevuto insulti, offese dai colleghi, sì, tanti. Mi dispiaceva per i miei pazienti perché andavano da altri specialisti, casomai dicevano mi curo con l'omeopatia e si trovavano anche loro offese, questo sì, per cui dicevano mi meraviglio, lei è una persona intelligente che va a credere a queste cose, a queste stupidaggini, eccetera. Ma le soddisfazioni che ho avuto io credo, appunto, forse soltanto i medici omeopatici riescono a averle, sì. Per esempio posso dire un ragazzo di 14 anni che aveva la febbre a 39,7, 40 pure sopra i 40 da 2 anni. Sì, da 2 anni aveva questa febbre. Aveva perso la scuola, logicamente, perché e me l'hanno portato, poi non so come mai qualcuno gli ha parlato di me, insomma, per cui me l'hanno portato. E ecco, adesso vi faccio un ragionamento un po' su come in 3 giorni questa persona è guarita, perché è importante questo il ragionamento, perché in omeopatia, perché una cosa vi devo dire, il medico omeopatico non è un sacerdote, il medico omeopatico è un medico, e Hahnemann, proprio sul suo libro, il Vademecum, la Bibbia, inizia come si pare, l'Organon si chiama, nel primo paragrafo scrive una cosa che è la base del medico omeopatico, è la base, credo, che dovrebbe essere tutti i medici. Compito superiore e unico del medico è quello di guarire il malato. Questo è il primo paragrafo. E molte volte mi trovo a fare discussioni, perché ci sono anche gli omeopati sacerdoti, e io dico no, perché se avesse voluto dire medico omeopatico, allora avrebbe scritto del medico omeopatico, invece ha detto del medico. E Hahnemann stesso, alla fine del suo organo, dice: questo è uno dei metodi per curare il paziente, per guarirlo, non l'unico. E io quando faccio il medico, io sono medico, non sono omeopata, cioè sarebbe cretino, stupido. Io ho a disposizione tanti tipi diversi di medicine, perché ora non vi parlo della medicina tradizionale cinese né della medicina ayurvedica, vi parlo della medicina omeopatica, che per me è la più straordinaria fra le 3, nonostante abbia studiato anche le altre 2 e mi piacciono da morire, però la medicina omeopatica è veramente quella che ti dà dei risultati, secondo me, miracolosi. E il discorso che tu puoi fare sapendo tanto di più, perché il medico che si laurea in medicina sa solo quello, non può sapere quello che non può sapere, cioè non è mai andato a cercare altri, come Colombo, altre terre sconosciute, è rimasto là, pensa che quello sia tutto quello che uno può sapere, per cui si specializza nello stesso sistema, non è che si specializza in un altro sistema, per cui alla fine rimane sempre imbrogliato, ingarbugliato, imprigionato dentro un'unica teoria, mentre invece andando da un'altra parte tu hai 2 teorie, cioè
dell'altra. In più 2 metodi diversi di terapia, perché c'è l'uno e c'è l'altro, se poi ne conosci 3, ce ne 3, se ne conosci 4, io ho una curiosità pazzesca verso le medicine sciamaniche, che purtroppo per motivi logistici e anche di lingua non riesco ad avere un maestro. Mi piacerebbe tanto sapere tutte le medicine della foresta amazzonica, ci sono delle cose straordinarie anche là. Per cui il ragionamento che tu fai è quello che ti può portare alla soluzione. E medicina omeopatica, cioè usando anche la medicina omeopatica, tu hai la possibilità di avere più soluzioni. Per cui questo ragazzo è venuto da me e la storia era questa. Tutto è iniziato dopo 15 giorni dall'appendicectomia, l'operazione di appendicite, in un grosso ospedale di Roma, specializzato poi in analisi soprattutto. Vabbè, non sono molto d'accordo sulle specializzazioni in analisi. Il mio professore diceva sempre: se la vostra diagnosi non corrisponde alle analisi, pensate che le analisi siano sbagliate. Per questo è stata sempre il mio metodo di sicurezza sulla mia diagnosi, tanto che molto spesso